raga, Eddos. Ah, Anna, mi porto il computer perché ti voglio far vedere, ho raccolto, ho fatto un po' di lavoro per te, una sorpresa con degli amici, non è proprio professionale, però insomma abbiamo fatto quello che potevamo. Sono dei filmati e delle foto belle di repertorio per farti vedere un po' altri luoghi suggestivi della Sardegna. Poi tu scegli se metterli o meno nei tuoi... Quindi tu hai un archivio, posso... È un archivio dal quale abbiamo attinto, quindi usare? abbiamo fatto anche altre apposta per te, insomma abbiamo lavorato per te. Oh. Sei contento? E la cosa più bella è che ha una struttura circolare, sai che abbiamo parlato della circolarità in Sardegna, una struttura circolare che abbraccia tutto il territorio. Vuoi filmare l'ingresso mentre entriamo? Dai. C'è qualcuno dentro? No. Permesso. Ecco, questo è l'ingresso che porta al corridoio che conduce alla torre centrale. E da questo corridoio si aprono altri due che portano alle torri laterali. E la scala, con 24 gradini, che si apre sul lato sinistro. Che bella questa sala. Sì, questa è la sala centrale. E al centro della camera c'era un ampio focolare un tempo, no? E proprio dallo studio di questo focolare... Non si vede più? No, non si vede più, però c'è uno studio su questo focolare perché ha permesso di ricostruire quello che succedeva. C'era un utilizzo antico della struttura, ma anche più moderno. E anche i pastori sono venuti qua fino a poco fa. E qui trovavano proprio rifugio. E c'è una luce veramente cinematografica. E i colori di queste pietre sono... Sì. Sono strani, no? Questo muschio, queste sfumature di... Sì, è il riflesso della luce, guarda il colore che dà. Vedi, tutta la struttura è costituita da dei grandi blocchi di granito irregolari che sono disposti come in filari. E questi filari sono tenuti insieme da delle zeppe fatte dello stesso materiale. Sai che impressionante? Io non pensavo che dentro ci fossero tutti questi ambienti Vero? così imponenti. Sì, non sembra all'esterno, però dà proprio l'idea di come dovessero vivere all'epoca, no? Poi la pietra è proprio... c'è qualcosa di mistico quasi in questo, Sì, è vero, è vero. in questo posto. Vieni, ti faccio vedere qua dietro. Allora, ti avevo detto che non avremmo fatto in tempo a vedere tutto, no? Però ti ho preparato un repertorio con foto e filmati, va bene? Con i posti più belli della Barbagia. Guarda, Vediamo un po'. Iniziamo. Cosa sono tutte queste aperture nella roccia che sembrano delle porte? Sì, brava, queste sono le Domus de Llanas, perché da queste parti sono proprio una parte della leggenda sulle Fatine, le Llanas, appunto, no? Nella realtà questa denominazione ha le sue origini da antiche tradizioni popolari sarde che hanno diverse interpretazioni nei diversi paesi dell'isola. Le tombe cosiddette ipogeiche, no? Perché sono scavate nella roccia con rudimentali strumenti in pietra, avevano una funzione di tombe collettive per la deposizione degli inumati, ai quali poi venivano offerti corredi funerari che erano composti da vasi, oggetti personali, ad esempio cuspidi di freccia, in ossidiana, in selce, fusaglie. E questa foto dove è stata scattata esattamente? È la necropoli di Sasconcas, che è scavata in un filone di trachite. E a Domus de Llanas, sai, Domus de Llanas sono 15 qua in particolare, sono neolitiche, risalgono quindi più o meno al 3000 a.C. Tra queste tombe c'è quella più antica è la più famosa, che si chiama dell'emiciclo, proprio per la forma semicircolare della sua anticella, e conserva
un gruppo di figure antropomorfe capovolte incise lungo le pareti che rappresentano proprio il mondo dei morti. Ah sì, vedi che bello questo. Sì, esatto. Vedi, qua si vedono bene. Sono delle incisioni figurative su roccia, sono figure antropomorfe capovolte a candelabro, che si chiamano anche petroglifi, e sono scolpite proprio sulle pareti della cella. E simboleggiano probabilmente, si pensa, il passaggio dalla vita alla morte. Poi ci sono altre figurine in sequenza, che però hanno una sequenza disorganica e molto movimentata, e probabilmente rappresentano momenti di frenesia rituale collettiva, forse stanno facendo magari, insomma, danza in onore dei defunti, ad esempio. E qui in Sardegna li troviamo solo in un ipogeo che è quello di Locoi di Orgosolo e poi anche nella tomba di Istevene a Monoiata. Ecco qua, ti faccio vedere anche questa foto. La tomba dei giganti Sena e Savak è molto interessante, secondo me, per alcune caratteristiche architettoniche che in passato hanno portato studiosi, un po' come me, a considerarla una sorta di dolmen. E cioè? Cioè la sepoltura è costituita da una camera funeraria rettangolare, vedi la forma, e la specialità di questa sepoltura è data proprio dal grande lastrone che copriva, il lastrone di copertura che è privo di qualsiasi rifinitura, che ricoprendo per intero il vano tombale, diciamo che dà al monumento l'aspetto di un dolmen, appunto, allungato però, vedi. E il lastrone è sorretto da una opera muraria a filari che è tipica proprio di questo tipo di sepoltura, cioè delle tombe di giganti di fase però evoluta, che sono caratterizzate dalla scomparsa della stele centinata. In questa fase si mostra anche la sproporzione che c'è rispetto alle dimensioni del vano tombale, mentre nelle strutture dolmeniche le dimensioni della copertura e quelle della camera funeraria sono, diciamo così, coincidenti. E questa sepoltura, diciamo, è databile all'età del bronzo medio, può essere anche bronzo recente.